Se noi avessimo corso da soli con la Lega e la lista Zaia, insomma, potevamo essere anche autonomi ed indipendenti. Ecco, questo detta per essere stati molto chiari. Stiamo facendo un sacrificio in nome della coalizione con cui governiamo anche a Roma, ecco. Ma in Veneto questo per noi, insomma, è un sacrificio. A poche ore forse, ma non è certo, dalla resa dei conti sul nome del candidato, la situazione nel centrodestra è questa e viene da chiedersi se, anche dopo che la scelta sarà fatta, lo stato di tensione cambierà. Difficile perché quando sarà svelato il giallo, l'una o l'altra parte sarà comunque rimasta scottata e con tali premesse si avvierà una campagna elettorale a rischio schizofrenia. Sandon Haring parla di sacrificio del Carroccio a restare uniti. Claudio Borgia mantiene l'aplomb ma a denti strettissimi. Dovremo fare una campagna elettorale insieme, quindi non credo che sia il caso di continuare a polemizzare, ad alzare il livello. Cerchiamo di evitare di polemizzare ancora di più perché tra qualche settimana dovremo tutti correre uniti per lo stesso Presidente, perché lo dobbiamo dire ai veneti che sarà impossibile che il centrodestra si romperà, perché dobbiamo avere il coraggio di dirlo. Tutti uniti sì, ma Lega e Fratelli d'Italia sembrano essere come quelle rette parallele che non si incontrano mai. Tanto meno sul nome del candidato, sentire per credere il leader regionale dei meloniani. Spesso, e non crediate sia facile, anch'io nei contesti del mio partito, un partito che oggi rappresenta quasi un Veneto su 4, ho delle pressioni perché non tutti sono disposti ad accettare supinamente una pseudo decisione come quella che qualcuno andrebbe raccontando. Intanto, manco a farlo apposta, arriva il capogruppo del Carroccio in regione che, forte del manifesto di Zaia fresco fresco di poche ore, lancia la riscossa. In questi mesi c'era chi esultava ancora prima di aver giocato la partita e tra questi penso che molti oggi abbiano avuto un cattivo risveglio. La Lega è pronta a giocare la prossima battaglia e non ha nessuna voglia di arrendersi, mettendo in campo il suo asso principale che si chiama Luca Zaia. Noi di fronte abbiamo un obiettivo politico molto importante, che è quello di far diventare Alberto Stefani il prossimo presidente della Regione Veneto, in continuità con l'amministrazione di Luca Zaia. Ma soprattutto abbiamo un altro obiettivo, che è quello di far confermare la Lega come primo partito nella nostra regione, primo partito in Veneto. Siamo sicuri che i riferimenti all'esultare e al brusco risveglio siano destinati soltanto al centrosinistra? Saremmo propensi a dire di no. Da par suo, De Carlo, che sulla Lega, primo partito in Veneto, avanza sicuramente qualche dubbio, è ben chiaro sul lancio anticipato di Alberto Stefani. Se fosse deciso, perché non avremmo dovuto dirlo? Non c'è nessun motivo per cui c'è un centrodestra che si riunisce e che sta cercando il miglior candidato possibile. Io sono contro queste forzature eccessive. L'unico punto di accordo allora resta il